Ti ho messo Rento, savate, mutande, canottiere. Ascolta il pigiamone coi gatti, lo vuoi? Guarda che è di pile, Che Vai, no, di pile. Che dopo adesso, sudi come uno che sfalta le strade in agosto. Dai. Ascolta, la colomba che c'è dentro la cardenza, la vuoi? Ah, non la mangi? Ma non la mangi per i canditi? No, mi sa per qualcos'altro. mi spiegherai, va bene, dai. Va bene, ciao. Scusate. Poi immagino che fosse al telefono con Paolo Zanetti. Sì. È un cocktail di stati d'animo. Tristo, avvilito, deluso, abbattuto, scorreggiato, proprio... Come? No, è scoraggiato. Scoraggiato. Incassato nero. Alla fine ci vuole un capo respiratorio. Capo espiatorio. No, però purtroppo è così, non puoi mandare via tutta la squadra e mandi via l'allenatore, quindi è lui che paga sempre. Cioè, Zanetti no. No. Zanetti, guarda, non pagava neanche il caffè. No, dobbiamo dirla tutta. Cerca il taccuino, no? Sembra che balla la Macarena, ma non tira mai fuori €1, ecco. Lo chiamavamo Tirano Rex, braccino curto, così. Quando eravamo adolescenti ci avrò offerto un camioncino di gelati, guarda, tra copperiche, cuccioloni, fior di fragola, istecca lecca liuc, ti ricordi? Con il stecchetto di Rigulisse. Ti venivano i labbri neri. Sì, vabbè. Mi ricordo un giorno che abbiamo deciso di farci un regalo alla Gianna, la cassiera della Standa, un regalo di San Valentino. A San Valentino, la festa degli innamorati. E noi altri cosa eravamo? Eravamo imballonati smarsi della Gianna, coti come due codeghini con le lentigini. Con le lenticchie. Beh, fatto sta che abbiamo deciso di regalarci una scatola di cioccolatini Moncherie con liquore alla Siresa. I Moncherie. E chi è che l'ha pagati? Chi li ha pagati? Sottoscritto li ha pagati. No, E Paolo deve ancora darmi la metà. Che facendo un conto a spanne, col cambio di adesso, contando l'inflazione, l'Istat, sarebbero quasi €11,80 a spanne. E gli abbiamo lasciato dentro un bigliettino con scritto Gianna, sei più meglio della Edvige. Buon San Valentino da 2 miratori segreti. PS, per piacere, bevi tutto il liquore dei Moncherie e dacci un vaso a testa. Per riconoscerci, siamo quelli due con io c'hai da poco tempo. Che pensa che quel periodo lì a Mussolò c'erano piazzè ottici di negozi di alimentaria? Immagino. La Gianna.